Signore e signori, ascoltatemi un attimo. La mia sposa mi ha detto di tenere stasera una conferenza per far del bene, per tirare su qualcosa, perché sta poco bene, si sa, volontariato. E beh, voilà, bisogna fare questa conferenza, per me è lo stesso. Mi per la verità non sarebbe proprio professore, però è da 30 anni che senza darmi tante pare stavo lì a queste robe, insomma. E scrivo anche articoli, cioè non proprio articoli di scienza, ma insomma quasi di gente. Tra l'altro, mi che ho scritto un articolo dal titolo Quel che potrebbe capitarvi se si sponzui da certi insetti. Alle mie fiole è che è piaciuto tanto, soprattutto dove parlo della zanzara tigre. Mi dopo averlo letto, in realtà lo sbrega su tutto. Del resto che l'abbia scritto o no, è la stessa roba, perché tanto dei insetticidi ormai non si può fare a meno. A casa nostra che è, per dirle, le piatole anche dentro il pianoforte. Comunque, stavolta vi parlerò dei danni che fa il tabacco. Così, no? Anche a me fumo, come vedete, insomma, ma la mia sposa mi ha detto di fare ancora una conferenza su sti danni del fumo. E allora non si può dire che no, non si può proprio dire che no. Dove parlare del tabacco e parlante del tabacco. Per me non è lo stesso, qualche volta si potrebbe fare conferenze anche su altre robe, più belle, così la mandita mia sposa e così fa. Domando un attimo d'attenzione, soprattutto ai dottori che mi ascolta, chi potrà sapere da quel che adesso vi dirò, robe che poi tornare comoda anche a loro, anche a loro. Per esempio, se si mette una mosca in una tabacchiera, la mosca la muore. Forse per una specie di depressione, per il nervoso. Il tabacco è soprattutto una specie di erba. E ostia, quando faccio una conferenza di solito mi vai all'occhio destro, ma non stai fare caso che è colpa dell'agitazione. Mi di solito sono tanto nervoso e questo comincia il 13 settembre dell'89, quando la mia sposa l'ha messa al mondo, di gente così, la quartafiola, la Varvara. Tutte le mie fiole credevano le nate il 13. Mi smentevo, la mia sposa, la te dei corsi di recitazione nel convito privato, cioè non è proprio in convito, ma qualcosa che somiglia. A dirla tra di noi, la mia sposa la si lamenta sempre che non la può comprare l'ultimo modello delle borse, in realtà la gavia 50.000 euro che la sai soli. Mi invece non ho niente, me la sente stare. Mi nel convito fa un amministratore, quel che te i conti, quel che controlla, trova i soldi che va della sposa, che lei pochi. Così è il mondo, così è il mondo. Cosa fa con questo convito? Fa la spesa, da un'occhiaia ai dipendenti, segno le spese, copro le formiche, le vespe, le zanzare tigre, porta fuori il cane a fare i suoi bisogni, ciappo le pantegane, perché non hai mangiato in casa. Allora. Ieri sera mi ha detto di dare del burro e della farina alla coga per fare delle fortaglie, la coga è convito, insomma. In a fare del pudde, quelle che serviva, e la mia sposa prima la mi ha detto di metterle in un vaso e portarle in cantina. Poi la macciamara mi ha detto, mangiate le tiste fortaglie, imbecille.
e lei è sempre mostosa, mi le fottai lo magnai, e le buttai giù anche senza saccarle, perché non sempre fa male come l'uzzo. Ieri per esempio la me lasciava senza disnare, ti sei cicciò, meglio che non te mangi, mi detto. Ma scusami, tra una ciaccia e l'altra se non hai fuori da tema come il varone. Niente avanti allora. Anche se non ho dubbi, voi adesso, secondo me, ascoltereste meglio una bella canzone, tipo, che ne so, Azzurro, e dopo di snarla è sempre Azzurro, è che non mi ricordo le parole. Ah, tra l'altro volevo dire, nella scuola di recitazione della mia sposa, oltre a fare l'amministrazione, mi ha dato anche da fare lezioni di storia del teatro, di musica, di scenografia, di solfeggio. Ecco, magari se vedevo dopo il depliant, mi metto su Facebook un allegato, basta che parli con la mia sposa, mette d'accordo. Se può, qualcuno di voi, dopo sta conferenza, vuole vedere qualcos'altro, che è anche spettacolo di questa scuola della mia sposa, che mi mette su, insomma. Questa scuola, lei, via dei Cinque Cani, a Bedol. Ecco, perché forse sono così sfigato. Abitem al Tredese, le fiole le è nate il Tredese, e la nostra casa paga 13 finestre. Oh, il disco il Tredese porta fortuna, secondo me no. Quando, quando favo le conferenze, parlo allegro, e invece, vi dirò, che avrei tanta voglia di gosare, di scappare dove non mi trovo più nessuno. Non ho nessuno col quale sfogarmi, anche se io ho una voglia di piangere, che non. Direi, e le fiole, mica parlo e loro le mi ride in faccia. E le fiole che non sette, la più grande, la Anna, non ha 22 anni, la più piccola 17, un altro numero. Ah, cari voi, sono diventato un imbecille, non da niente. O meglio, sono il più felice dei papà. Deve essere così, no? Penseria mai al contrario? No, vedi, no? Cioè, proprio sto benon, sto benon. Ah, se sapesse le 33 anni che vivo con la mia sposa e posso dire che le sta i più begli anni della mia vita. Più begli anni, insomma, proprio se c'ha. Boh, la sposa non la dà in giro, e allora posso dire quel che vuoi. La me fa tanta paura quando la me vada. Le mie fiole, le dà anche che le spetta per esempio di trovare marito, compagni, nomenet, forse le timide, non so, ma o forse le putele che non le vede mai, queste putele. La mia sposa non invita mai nessuno in casa, magari è braccio in corto, no? Avara, sempre incazzata. E allora te credo che nessuno vai a casa nostra. Ah, se sapesse che aveva tanta voglia di scappare. Sta a spaccare su tutto, lasciare chi tu tenar che nar, senza mai voltarmi. Dove? Basta andare. Via da queste disgrazie. Magari finiamo di una campagna e resta rincio da come un albero, come un spaventapasseri, con le stelle che magari di sora le te vada e finalmente non le te dis niente, non le te critica, non le te dis su. Vorrei tanto se posso dirvela sbregarmi dei nostri vestiti che metto da quando sono sposato e che dopo queste conferenze. Ostia, ostia. Sento dei passi, mi sa che arriva la sposa. Oh, se interveni in Facebook a commento di sta roba, dice che
è stata una conferenza bellissima sul tabacco, che senti tu quel che ne va detto sui mali del fumare, che è stata una roba istruttiva, che si studiava pure le zone prima, perché, come vi dicevo prima adesso, il tabacco è fumare, le tosse, se non fumessi per me, e dopo anche, magari, stai anche meglio, no? O ricordatevi di dire che lo è. Mi raccomando, ricordatevi di dire che